ma anche qui dobbiamo evitare alibi e smetterla di piangerci addosso. A cominciare da una partita politica che troppi ritengono già segnata dalla perdita del governatore e dalla presunta supremazia che darebbe questa carica ai nostri alleati. Ben sappiamo qui nel Veneto che quel passaggio di testimone è conseguenza di equilibri nazionali che esulano dai meriti, peraltro unanimemente riconosciuti del governo Galan, anche se non siamo così ingenui da sottovalutare le posizioni anche di reddito offerte dal partito del Presidente. Ma questo, lo ripeto, non autorizza nessuno al pessimismo e alla rassegnazione. Lo dico con tutta la prudenza e la sensibilità che mi è imposta dal mio ruolo istituzionale di garanzia, appunto in qualità di Presidente del Consiglio regionale, ma senza rinunciare all'orgoglio del militante di un appartenente al Popolo della Libertà. La coerenza e il rispetto al mandato elettorale, la lealtà e la solidarietà nei confronti degli alleati sono fuori discussione, perché appartengono alla nostra cultura e alla nostra storia, ma non possono, non devono essere confusi con la sudditanza politica, psicologica e strategica. Ancora meno dobbiamo cedere a tentazioni consociative, magari facilitate dalla frequentazione confuse con un utile e indispensabile affiatamento di chi condivide quotidianamente scelte e responsabilità. Mi limito a un esempio che da padovano mi tocca da vicino, anche perché credo che l'eccellenza della scuola di medicina padovana è patrimonio di tutti, del Veneto in particolare. Dobbiamo rinunciare al nuovo ospedale di Padova solo perché alla Lega ricorda troppo da vicino Galan? Io penso proprio di no. Io credo che sia necessario che il nostro partito ne discuta al suo interno, assuma una posizione, la confronti con l'alleato leghista e si decida sulla base di motivazioni solide, senza condizionamenti tattici o pregiudizi, consapevoli che le ingenti risorse necessarie non possono rappresentare un ostacolo insuperabile, perché quando c'è la volontà e determinazione i soldi si trovano. L'abbiamo già visto per altre grandi opere e da citare il passante di Mestre per tutte.